Eccoci. Buonasera a tutti, ben arrivati e benvenuti. Siamo al secondo appuntamento di Pieve Incontra, 8ª edizione, rassegna culturale organizzata dalla città di Pieve di Soligo. Questa sera parliamo di conflitti, di guerre, la guerra in Ucraina e la guerra a Gaza, e lo facciamo con un ospite davvero d'eccezione, con una giornalista che è inviata di guerra, una persona molto speciale. Io sono felicissima che sia qui insieme a noi Francesca Mannocchi. Grazie. Prima di iniziare la nostra chiacchierata vorrei mi raggiungesse l'assessore alla cultura Eleonora Sec per un breve saluto di benvenuto. Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo appunto alla seconda serata di Pieve Incontra. Durante la prima serata abbiamo avuto con noi ospite il Cardinal Monsignor Maria Matteo Zuppi, Presidente CEI, che ha parlato anche lui di quello che è pace e conflitto appunto mondiale. Come amministrazione comunale, di cui appunto porto i saluti da parte del sindaco e di tutti gli assessori, consiglieri qui presenti. Come amministrazione comunale crediamo che questo tema sia veramente sentito, sia molto importante per noi e quindi sia un fonte di riflessione. Pertanto abbiamo deciso in questa rassegna di invitare appunto due ospiti, e questa sera abbiamo con noi appunto Francesca Mannocchi, e per noi è un onore, ringrazio, che appunto può dare la sua testimonianza come reporter, giornalista di guerra, perché molto spesso vediamo la televisione, i giornali, sentiamo quello che è il conflitto raccontato appunto e lo sentiamo magari in maniera distante. Abbiamo voluto portarla qui con noi perché sicuramente il suo punto di vista è un punto di vista diciamo vicino al conflitto, vicino ai civili che vivono questi conflitti, e che può essere una testimonianza oggettiva, ecco, di quello che sta succedendo effettivamente in quei posti, Ucraina, Gaza e quant'altro. Ci teniamo veramente tanto anche nella condivisione con i giovani, e pertanto grazie anche all'assessorato all'istruzione abbiamo unito diciamo, le forze, abbiamo voluto invitare, siamo felici che l'ISIS Marco Casagrande, l'istituto appunto superiore, abbia accolto questo invito, e ringrazio in particolar modo i professori che hanno collaborato insieme a noi, perché abbiamo appunto una classe di giovani che questa sera avranno l'opportunità di ascoltare le parole di questa grande giornalista e fare una breve intervista, e quindi anche ottenere diciamo, delle risposte a delle domande, ecco, dei quesiti. Credo che sia doveroso ringraziare innanzitutto Adriana Rasera per l'organizzazione e tutti gli sponsor che hanno collaborato per questa iniziativa, in particolar modo Gruppo Aeromobil, Gruppo ERA, Ascotrade, Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene negli OCG, che ringrazio, Villa Soligo, Tra le righe, la libreria appunto, fuori potrete trovare i libri di Francesca Mannocchi, qui fuori, e insomma l'Osteria Corte del Medà, che appunto offrono l'ospitalità, ecco, all'interno del comune di Pieve di Soligo. Io auguro a tutti voi una buona serata in compagnia appunto di Francesca Mannocchi. Grazie. Dicevamo, corrispondente di guerra, Francesca, giornalista freelance, collabora con alcune delle maggiori testate nazionali e internazionali, ha seguito i conflitti in Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, dimmi se dimentico qualcosa, Ucraina, il conflitto israelo-palestinese, scrittrice in edicola con Sulla mia terra, e regista e documentarista. Lirica Ucraina, un documentario straordinario, è nella cinquina per il David di Donatello, insomma è bene ricordarlo.
Francesca, se sei d'accordo io comincerei proprio dall'Ucraina. Si è ritornati proprio in questi ultimi giorni a parlare prepotentemente, per fortuna aggiungo, di questi due conflitti, ucraino e quello della guerra a Gaza. Opportunamente si è ritornati a parlare anche di pace. Ora, il paladino della pace si è proposto e imposto, si è imposta una figura come Donald Trump. Ci puoi fare un quadro della situazione attuale per quanto riguarda il tavolo di pace, dove lo ricordiamo sono grandi assenti l'Europa e Zelensky, e la situazione in Ucraina dopo soprattutto i bombardamenti di domenica? Buonasera di nuovo a tutte e tutti, e grazie dell'invito e della generosa introduzione. Il tavolo di pace per l'Ucraina non esiste, perché è un tavolo di pace in cui non è presente il paese aggredito, è un tavolo di pace che non esiste. Qui sono tornata dall'Ucraina 3 settimane fa, mancavo da un po' perché l'ultimo anno e mezzo, l'ultimo anno diciamo, mancavo da un anno dall'Ucraina perché con lo scoppio dell'offensiva militare sulla striscia di Gaza ho concentrato il lavoro in quella parte di mondo e ho trovato un paese abbastanza diverso da quello che viene raccontato nella maggioranza dei media mainstream. C'è una narrazione che è una narrazione fatta, non vorrei dire nei salotti perché mi sembra persino ingiusto, però insomma negli studi televisivi, che è una narrazione d'opinione, e poi c'è una narrazione di campo. E quello che ha stupito tutti noi, cronisti, corrispondenti, inviati, in questi 3 anni che sono entrati nel quarto ormai, è che la realtà che noi cerchiamo di raccontare, giornalisti di formazioni e opinioni politiche completamente diverse, che scrivono per testate completamente di orientamento molto diverso, lavorano per televisioni che hanno agende e orientamenti molto diversi, mai come nel caso del conflitto dell'Ucraina abbiamo avuto tutti il medesimo punto di vista, il medesimo sguardo, le medesime sensazioni, fatto salvo il fatto quotidiano. Però diciamo l'abbiamo aperta qui e la chiudiamo qui, questa parentesi polemica, che non a caso non ha inviati sul campo. Ma tutti i giornali, le televisioni che avevano inviati sul campo hanno raccolto il medesimo senso di ingiustizia e il medesimo scarto che c'è tra la narrazione del reale che osserviamo e la formazione delle opinioni che si formano sulla base di punti di vista di persone che in Ucraina non ci hanno mai messo piede. Questo è incredibilmente frustrante perché insomma, in qualche modo fa venire un doveroso interrogativo sul proprio mestiere, cioè allora che serve che noi spendiamo mesi della nostra vita in Ucraina o a Gaza o in Sudan o ovunque sia, se poi i sondaggi d'opinione si fanno su chilometrate di trasmissioni fatte da opinioni basate sul nulla. E molti di noi si sono, per il primo anno successivo all'invasione su larga scala dell'Ucraina, chiamati un po' fuori dal dibattito televisivo, perché lo scarto era veramente troppo. Ad aprile del 2022, quindi all'inizio dell'invasione, 3 settimane dopo che era iniziata 4 o 5 settimane dopo che era iniziata l'invasione, c'è stato un evento spartiacque e quindi diciamo arrivo poi alla pace e al fallimento dei tavoli negoziali. Ed è il primo evento spartiacque della guerra in Ucraina è stata la scoperta
delle fosse comuni di Bucha, dei cadaveri in strada a Bucha, che è questa cittadina è una cittadina residenziale intorno a Kiev, che è la capitale dell'Ucraina. È stato uno dei primi luoghi ad essere liberati dall'occupazione delle truppe russe da parte dell'esercito ucraino, ed è stata la prima volta che gli spettatori di questa guerra, cioè voi che la guardavate da casa e noi che la raccontavamo da lì, ci siamo dunque trovati di fronte alla modalità messa in atto dalle truppe russe che hanno invaso la sovranità nazionale di uno Stato confinante. E questa strategia era una strategia fatta di violenza, torture, fosse comuni, persone civili giustiziate in strada, interi villaggi, paesi, zone residenziali distrutte, rase al suolo, ponti fatti saltare in aria, evacuazioni impossibili, autobus di evacuazioni che erano state concordate con la Croce Rossa Internazionale, che erano stati colpiti da missili o dai colpi dei cecchini. E la scoperta di Bucha coincide con le settimane in cui nell'ombra la diplomazia internazionale stava cercando una mediazione rapida per quell'invasione, per quella che, ricordiamolo, è un'invasione che è nei suoi obiettivi originari tragicamente fallita. Adesso metteremo insieme un po' di numeri, ma che ne dicano, diciamo, taluni opinionisti televisivi che stanno un po' riscrivendo la storia di questo conflitto, l'obiettivo dell'invasione russa in Ucraina non era prendersi i 5 territori contesi, tra cui le repubbliche separatiste di Donetsk e insomma il Donbass, la parte orientale, era arrivare nella capitale, uccidere o deporre il presidente Zelensky e fare dell'Ucraina una seconda Bielorussia, cioè uno stato vassallo. Molti, giustamente, di voi che avete altro a cui pensare nella vita, si sono dimenticati che le prime immagini delle prime ore dell'invasione non erano in Donbass, dove tutti noi stavamo pensando che la guerra sarebbe iniziata lì, ma sono i paracadutisti russi che dopo che le truppe russe avevano colpito l'aeroporto di Kiev, si lanciarono sulla capitale perché l'obiettivo era il palazzo presidenziale, era prendere la capitale e da lì prendere il controllo del paese. Quindi in quelle settimane lì, quando si è capito che l'impatto, diciamo, l'obiettivo russo era già un obiettivo mancato, c'era un tavolo di negoziato, a cui i delegati ucraini erano naturalmente presenti e in cui la posizione dell'Ucraina era una posizione di grande mediazione. Noi ricordiamo tutti, noi che l'abbiamo raccontate quelle settimane, Zelensky dire pubblicamente, prima che venissero scoperte le stragi di Bucha, capisco che nel destino dell'Ucraina potrebbe esserci un destino di neutralità e una non adesione all'Unione Europea e dunque una non adesione alla NATO. Quindi, come dire, un tentativo di negoziato anche a perdere per un paese invaso c'è stato e come. Dopodiché i delegati ucraini hanno posto delle condizioni che sono delle condizioni che, se le leggevamo allora e a maggior ragione se le leggiamo oggi, erano delle condizioni ma persino troppo morbide e troppo fragili per uno Stato invaso. Cioè dicevano in buona sostanza quello che Zelensky continua a ripetere ancora oggi: noi vogliamo delle garanzie di sicurezza, cioè non accetteremo mai che venga smantellato il nostro esercito, perché l'abbiamo già fatto una volta. Abbiamo detto: affinché venga rispettata la nostra sovranità nazionale, cediamo tutto l'arsenale nucleare. E così fecero 20 anni fa. Cediamo l'arsenale nucleare per intero, erano la terza potenza nucleare del mondo, però
questi sono i confini dello Stato-nazione, cortesemente li rispettate. Questa cosa ha funzionato? È bastata? Non è bastata. E dunque il presidente di un paese invaso, in piena invasione, dice: voglio delle garanzie di sicurezza, che non vengono garantite in questi negoziati di Istanbul, questi pre-negoziati di Istanbul. Dopodiché viene scoperta la strage di Bucha e in concomitanza questi accordi saltano, perché quel paese per la prima volta si trova, come tutti noi, si trova di fronte alla verità visiva di quello che stava succedendo in quel paese. Quindi è vero che non c'è stata diplomazia? No, falso. È vero che non c'è stata diplomazia prima dell'invasione? Arcifalso. Molti di voi ricorderanno forse che nelle settimane precedenti all'invasione russa i capi di Stato europei hanno fatto le gite a Mosca. Ve le ricordate forse le immagini del lunghissimo tavolo di Putin, con Putin seduto da una parte e Macron seduto da un'altra, Putin seduto da una parte e Blinken seduto dall'altra. E la diplomazia ha fatto in quelle settimane, mentre i soldati russi si, come dire, ammucchiavano al confine, quello che la diplomazia deve fare, cioè usare le armi della persuasione, no? Non lo fare perché poi le sanzioni, non lo fare perché l'isolamento diplomatico, non lo fare perché se poi di fronte a questo tentativo diplomatico la diplomazia fallisce nella misura in cui colui che minaccia non capisce e usa le armi, quelli che prima avevano usato le armi della diplomazia usano le armi in risposta. Quindi, come dire, rimettiamole un po' nell'ordine degli eventi. Quante volte abbiamo sentito dire la diplomazia europea non esiste più, la diplomazia ha fallito la diplomazia, oppure un dittatore e un regime hanno invaso un paese sovrano nonostante gli sforzi della diplomazia. Cioè, come dire, proviamo a riraccontarla in un'altra maniera questa guerra, perché secondo me si sono un po' smarriti, come dire, proprio il principio, la cronaca. A che punto siamo oggi in questa guerra che chiudo questo, diciamo, sbrodolamento mio sull'Ucraina? Siamo in un punto in cui il nuovo presidente degli Stati Uniti, in una maniera grottesca se non comica, aveva promesso la pace in 24 ore, promesse a mezzo stampa a cui la Russia di Putin ha risposto l'altro ieri bombardando Sumi e uccidendo civili e bambini. Quindi esiste una persuasione possibile contro un regime che di fatto si ostina a non voler cedere su degli obiettivi dichiarati che sono l'annessione, non la conquista, l'annessione di territori non suoi? No, purtroppo no. Nonostante io credo che questo nostro continente non si sia comportato e non si stia comportando così male come l'abbiamo descritto in questi anni, anzi. Salvi l'Europa, quindi, mi pare di capire, salvi la posizione dell'Europa. Penso che i paesi europei abbiano fatto con i mezzi che le democrazie hanno tutto quello che potevano fare. Hanno fatto abbastanza prima? No. No. Non hanno fatto abbastanza perché non abbiamo ridiscusso la presenza della Russia nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non abbiamo discusso il potere di veto della Russia nell'ONU, abbiamo chiuso gli occhi su
una Russia che entrava nel conflitto in Siria aiutando Bashar al-Assad a fare 500.000 di morti e 10 milioni di sfollati. Quindi abbiamo chiuso gli occhi su una trafila di 15 anni di crimini. Il risultato è che se tu lasci credere a una persona, a un regime che possa operare in un contesto di totale impunità, quella persona continuerà a comportarsi in un contesto di totale impunità, anche se cambiano gli scenari. E questo è stato. Sono stati fatti errori nei 15 anni che hanno preceduto l'invasione russa in Ucraina? Sicuramente. Ma io credo che da quando è iniziata l'invasione russa l'Europa abbia fatto quello che poteva fare, ma soprattutto abbia preso finalmente coscienza, comunque la pensiate, che deve cercare una posizione di politica estera comune, che ancora non c'è, che deve cercare il modo di costruire un'intelligence comune, che ancora non c'è, e che deve costruire un'idea di difesa comune, che ancora non c'è. E quindi quando si parla di riarmo sei d'accordo sostanzialmente, anche se magari la parola... La scelta lessicale è una scelta lessicale disgraziata, profondamente sbagliata e che secondo me non aiuta neanche i cittadini europei a capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Della difesa unica europea si discute da tempi in cui della difesa unica europea interessava a noi 4 cronisti e a una platea di giuristi. Di intelligence europea noi abbiamo studiato trilioni di pagine di report quando 10 anni fa, non è passato tanto tempo, ve lo ricordate l'ISIS? Ce lo ricordiamo l'ISIS? E allora, soltanto che le guerre interessavano meno, ci toccavano meno, non erano alle porte di casa, sembravano delle cose più ombelicali e quindi ci interessavano soltanto quando tornavano i foreign fighters, in buona sostanza. Ma il tema dell'intelligence europea comune, cioè della comune condivisione di informazioni, dell'accesso alla banca dati, dei dati biometrici delle persone che transitavano nei vari paesi europei nonostante il Trattato di Dublino, sono temi che sono sul tavolo delle delegazioni nazionali in Europa da 10 anni, da 20 anni. Della difesa unica europea sono 20 anni che si parla in Italia. Oggi questa cosa è diventata di dominio pubblico perché noi tendiamo a fare del benaltrismo su qualsiasi cosa. E allora però le scuole, ma certo, ma troverete un cittadino di buon senso che possa accettare che si dica togliamo i soldi alla scuola e agli ospedali per darli ai missili ai soldati? No, evidentemente, no? Tra persone di buon senso. Quindi bisogna stabilire dei parametri di giustizia sociale alla base di questo ragionamento e di questo dibattito sulla difesa unica europea? Ma certamente. Ma se abbiamo il principale alleato del patto atlantico che ci molla, perché ci ha mollato, e l'ha detto, direi, in quella maniera la palissiana con cui Donald Trump dice le cose, cioè butto fuori i migranti al confine col Messico e li butta fuori. Che l'Europa si difenda da sola significa, amici miei, vi mollo. Di fronte allo sgambetto, al passo indietro del nostro principale alleato nel patto atlantico, che devono fare i paesi europei, avendo degli eserciti che non riuscirebbero a difendere neanche il campo di calcetto di mio figlio? Forse aprire un ragionamento sulla difesa unica europea, che sono delle cose che se noi ascoltiamo i capi di Stato Maggiore di tutti, la gran parte degli eserciti degli Stati europei, dicono che praticamente nessuno degli eserciti dei nostri paesi sarebbe in grado di confrontare un'invasione, una guerra, un conflitto, se questa cosa avvenisse domani.
siamo tutti speranzosi che questa cosa non accada perché ci siamo abituati a 80 anni quasi inalterati di guerra, se fatto salvo le guerre balcaniche. Ma certo, chi di noi si augura di trovare un carro armato nel giardino come è successo a Kiev 3 anni e qualche settimana fa? Nessuno. Possiamo escludere che questa cosa succeda? Signore, mi dispiace infelicitarvi la serata, però purtroppo no. Purtroppo no. E allora, io non dico armiamoci e partiamo, né dico armiamoci e togliamo i soldi alle scuole naturalmente. Dico però che forse è il momento di aprire un dibattito sulla difesa unica europea. Perché la mia generazione, che è cresciuta andando alle scuole elementari e alle scuole medie, in anni in cui venivano giù i muri, veniva giù il muro di Berlino, quello che speravamo era un'Europa che guardava agli strumenti della pace. C'erano il capo dell'ANP, il capo dell'OLP, scusatemi, allora Arafat, e il presidente israeliano che si stringevano la mano alla Casa Bianca. Erano anni in cui abbiamo creduto che quelle speranze potessero mettere semi. Sono passati 30 anni. Qualcosa è andato storto, evidentemente, e quindi dobbiamo cercare le cause di quello che è andato storto, ma neanche fare finta che quello che sta succedendo intorno a noi non stia succedendo. Che non significa andiamo domani mattina al poligono e impariamo a sparare, nessuno di noi sta dicendo questo, ma neanche fare finta di non vedere quello che sta succedendo, neanche fare finta di non vedere che tanti paesi che avevano votato il loro destino politico alla neutralità stanno guardando a ovest perché hanno paura. Pensiamo ai paesi baltici, pensiamo al ripensamento della Germania sulla propria difesa, al ripensamento della Germania. Poi siamo d'accordo con Macron che dice dobbiamo essere preparati a inviare soldati sul campo? No, possiamo provare a leggerla come se fosse una provocazione politica, quella frase, e cioè Europa, svegliati perché stanno succedendo delle cose intorno a noi? Forse sì, e questo non fa di me una giornalista guerrafondaia, fa di me una cittadina europea che non vuole fare finta di non guardare quello che succede, perché non sono più contenta se la guerra non la faccio io, però poi toccherà farla a mio figlio. Vorrei che ci arrivassimo preparati con i mezzi della diplomazia e con i mezzi della difesa. Tu hai un approccio particolare. Diciamo che nei tuoi reportage hai deciso di raccontare la guerra dando voce ai sopravvissuti, che probabilmente è il modo più corretto di raccontare i conflitti. L'ultimo reportage che ho visto sull'Ucraina ti ha portato in prima linea e hai parlato con i soldati che combattevano, che erano persone che prima della guerra facevano tutt'altra cosa. Come stanno vivendo quei giovani uomini ucraini in questo momento, dopo quasi 4 anni di conflitto, lontani da casa, con la distruzione intorno a loro? E che prospettive, come si vedono a guerra finita, se riescono a vedersi come saranno dopo? Allora, una cosa importante che secondo me tutti noi abbiamo sottolineato e forse raccontato poco è il dato anagrafico di questa guerra. La stragrande maggioranza dei ragazzi che sono in prima linea e stanno combattendo questa guerra sono nati o immediatamente prima o a cavallo del 1991, che è l'anno in cui i cittadini ucraini, crollata l'Unione Sovietica, come molti altri paesi dell'Europa orientale che erano nell'orbita dell'Unione Sovietica, votano la propria indipendenza. L'Ucraina nel 1991 vota la propria indipendenza e diventa Stato sovrano. Questi ragazzi e queste ragazze nati dopo il 1991 sono nati naturalmente guardando a ovest
e sono nati e cresciuti non solo naturalmente guardando a ovest, ma sono cresciuti condividendo con i loro genitori e con i loro nonni alcuni grandi temi e alcuni ricordi di cui fino ad allora o fino a pochissimi anni prima del referendum sull'indipendenza in Ucraina semplicemente non si poteva parlare. Uno tra tutte è l'Holodomor, la carestia che nel 1933 la carestia provocata da Stalin sui kulaki, cioè sui possidenti terrieri. In Ucraina sono morte 3,5 milioni di persone. L'Holodomor fino a metà degli anni 80 e fino diciamo all'89, poi il 90 e il 91, era una parola che si poteva nominare a bassa voce nel buio di una stanza. La quasi totalità delle famiglie ucraine non potevano parlare la loro lingua. Ci sono state quasi 2 generazioni di intellettuali, di poeti, di scrittori sterminate in Ucraina a favore della letteratura della grande madre Russia. Queste sono cose che inevitabilmente hanno fondato l'identità della nuova nazione, del nuovo Stato ucraino. E questi ragazzi, i ragazzi che sono nati e cresciuti in famiglie, per dirla con un termine tanto caro alla televisione, diciamo, e meno a noi che stiamo lì, filorusse, nostalgiche dell'Unione Sovietica, sono un numero che è statisticamente non rilevante. È statisticamente non rilevante. Dunque, tra le varie baggianate che si sono ascoltate in questi anni c'è quella che l'Ucraina avrebbe vietato l'utilizzo della lingua russa. Non è vero. L'Ucraina, il presidente Zelensky, ha semplicemente emanato una legge per dire che l'ucraino è la prima lingua e la lingua nazionale di un paese. Mi sembra, diciamo, normale. Noi abbiamo le regioni a statuto speciale e direi che nelle regioni a statuto speciale le cose funzionano in maniera un pochino diversa, come funziona in maniera diversa in Donbass, ma prendiamo il caso della città più grande, più vicina al confine russo, che è Kharkiv. Kharkiv è una città in cui quasi tutti gli abitanti parlano anche russo e parlano russo nella loro vita quotidiana, che fanno parte di un paese che ha dei confini nazionali che si chiama Ucraina e quindi la loro lingua prima è l'ucraino, ed è una città che proprio perché russofona le truppe russe pensavano di conquistare in 24 ore, ed è la città della parte orientale del paese che ha fatto la più strenua resistenza all'invasione russa. È una città in cui interi quartieri come Nord Saltivka sono stati rasi al suolo. Erano quartieri operai sotto l'Unione Sovietica, quartieri residenziali. Da Nord Saltivka ci viveva 500.000 di persone. È una classica area residenziale sovietica, questi palazzoni a 13-14 piani, ed è una delle parti in cui quella città, che è una città profondamente russofona, ha come quasi nessun'altra resistito all'invasione. Dunque di che cosa stiamo parlando? La confusione tra russofonia e russofilia. Ci sono delle regioni come quelle lungo la linea che è in guerra dal 2014, che sono delle regioni in cui la convivenza è stata difficile, complicata, e le famiglie faticavano a attraversare, sia per andare a lavorare che andare a trovare i loro parenti,
la linea di contatto? Ma certo che sì, ma tra questo e raccontare una guerra in cui c'è una parte consistente del paese che è russofila, stiamo raccontando una storia che non esiste in Ucraina, non esiste. Sono stanche le truppe? Ma certo che sono stanche. Prima facevano tutt'altro nella vita, si sono trovati a dover imparare a sparare e quindi a uccidere un altro essere umano di cui capiscono la lingua, e sentono che progressivamente gli alleati che li hanno sostenuti finora li stanno abbandonando. Ma voi sareste stanchi? Ma certo che sono stanchi, ma chi non sarebbe stanco dopo 3 anni di guerra? Certo che sono stanchi. La vorrebbero finire domani a qualsiasi costo purché la pace? No. E non credo che neanche voi la vorreste finire a qualsiasi costo domani, se vi dicessero bella questa regione, però Padova, Venezia, Verona le lasciamo ai vicini, il resto ce lo teniamo. Non lo so, magari qualcuno sì, però io non credo che la maggioranza di noi che una mattina si sveglia e trova l'invasore direbbe vabbè dai, che ti serve? Donbass, Mariupol, che vuoi? Kharkiv la facciamo finita? Non lo so. Ti risulta che ci siano dei mercenari cinesi oggi in Ucraina? No, in Ucraina sicuramente no. Sono uscite 2 fotografie in cui Zelensky e le truppe ucraine hanno dichiarato che ci fossero 2 prigionieri di guerra, soldati cinesi nelle truppe russe, però non è una notizia non verificata, non verificabile, quindi sicuramente truppe nordcoreane, ma questo è stato ammesso anche dal Cremlino. Sulle truppe cinesi non avendo accesso a quella parte del fronte, e qualora pure ce l'avessimo sarebbe molto complicato verificare le informazioni, veramente complicato. Passiamo a Gaza, se sei d'accordo. Gaza è la guerra dimenticata, lo possiamo dire oggi. Se ne è sempre parlato molto poco e c'è una tragedia in atto. Si è parlato di genocidio, si è parlato di pulizia etnica, termini sui quali sono sorte anche parecchie, ci sono state varie critiche. Tu cosa ne pensi di questi termini riferiti a Gaza? Penso che nella striscia di Gaza dal 2 di marzo non entra un grammo di farina, non entra carburante, non entrano medicine. Le panetterie che erano sostenute dal Fondo Alimentare Internazionale hanno smesso di operare perché non c'è farina e non c'è carburante che serve a far funzionare i generatori di corrente, perché naturalmente non c'è corrente. Oggi è martedì, l'altro ieri, domenica, la notte tra sabato e domenica è stato bombardato l'ospedale Battista di Al-Ali a Gaza City, che era l'ultimo ospedale operante a Gaza City. Nella Domenica delle Palme, un ospedale, questo è un dettaglio tra i 1000 che potremmo citare in questo anno e mezzo di guerra, durante la Domenica delle Palme, comunque un ospedale sostenuto dalla Chiesa Evangelica di Gerusalemme, con un ordine d'evacuazione arrivato 20 minuti prima ai medici che hanno dovuto evacuare i pazienti. Un bambino è morto perché non è stato possibile somministrargli le cure necessarie. Sono morte 51.000 persone, 17.000 bambini. Nei mesi, non parliamo di giorni, nei primi 14 mesi di guerra sono stati amputati con un'amputazione singola o multipla 10 bambini al giorno, molti di loro senza anestesia. È una pulizia etnica? Penso proprio di sì.
C'è in atto un genocidio? Penso proprio di sì. Lo dicono dei giornalisti ideologici, no? Lo dicono le organizzazioni per i diritti umani che da anni ci avvertono che a Gaza e nei territori palestinesi occupati vige un sistema di segregazione e di apartheid, niente di nuovo per chi osservava quei territori, ma un processo in atto da almeno 20 anni che incidentalmente è un periodo che coincide con l'era Netanyahu, più o meno ininterrotta. La lista dei crimini di guerra è talmente lunga in quest'anno e mezzo da non essere in nessun modo proporzionata alla strage perpetrata da Hamas il 7 di ottobre. Perché tutto quello che hanno fatto le forze armate israeliane e dunque pervicacemente il governo di Netanyahu si profila come una punizione collettiva ai danni della popolazione di Gaza. Non far entrare il cibo, bombardare zone residenziali, ospedali, scuole, rifugi. Tutto questo è vietato dal diritto umanitario internazionale e costituisce un crimine di guerra e quindi in alcuni aspetti un crimine contro l'umanità. Dunque, noi su questa cosa un po' ci dobbiamo fare pace, siccome siamo il continente della Magna Carta e dell'illuminismo, che al diritto o ci crediamo o non ci crediamo. Se non ci crediamo, liberi tutti. Ma se ci crediamo, c'è poco da raccontarsela. Questi sono crimini di guerra e o crimini contro l'umanità. Sulla testa di Netanyahu pende un mandato d'arresto internazionale. Netanyahu la settimana scorsa è atterrato in Ungheria, paese membro dell'Unione Europea, che poche ore prima che Netanyahu atterrasse in Ungheria a stringere la mano a quell'altro sincero democratico di Orbán, ha detto: noi usciamo dalla Corte Penale Internazionale. Allora, come dire, il filo sottile della preoccupazione si va sempre più sottile e forse dovremmo preoccuparci un po' per lo stato della nostra indignazione. Cioè va bene che l'Italia e la Francia aprano lo spazio aereo a una persona su cui pende un mandato d'arresto internazionale per crimini di guerra? Non lo so. Io quando mi guardo allo specchio la mattina avrei preferito che il governo del mio paese avesse detto: sopra i miei cieli no, perché sulla tua testa pende un mandato d'arresto internazionale. Avrei preferito che il governo del mio paese, qualunque colore abbia questo governo, avesse detto che è vergognoso che un criminale di guerra atterra in un paese europeo e viene accolto con gli onori della politica, mentre ci sono sulle sue spalle 17.000 bambini, di cui 384 che avevano meno di un mese, morti. Non lo so, se possiamo stare in pace con la nostra coscienza e dire: beh, però adesso genocidio, forse è una parola esagerata, non lo so. Si pone il problema della democrazia. Perché Israele è una democrazia. E allora la domanda è: cosa rende democratica una democrazia? Non lo so se Israele è una democrazia, dipende da quali sono i parametri che associamo alla democrazia. Se Israele è una democrazia, allora anche l'Egitto lo è, allora anche la Turchia lo è. Non lo so, io ho dei parametri più alti dell'idea della democrazia. In assoluto penso, ma questo indipendentemente da questa guerra, penso che uno Stato confessionale difficilmente possa essere una democrazia. Lo Stato di Israele è uno Stato confessionale, è uno Stato ebraico e dunque
gli altri cittadini che vivono nello Stato di Israele sono inevitabilmente dei cittadini di serie B, e se in uno Stato ci sono dei cittadini di serie B, che essi siano drusi o che essi siano arabo-israeliani o che essi siano palestinesi, uno Stato che prevede l'esistenza nei suoi confini di cittadini di serie B non è uno Stato democratico. Di fatto la guerra, finché c'è la guerra, questo mantiene Questo, in diciamo, vita... sollevando sul fatto che Israele è una forza occupante, insomma, con un'occupazione in espansione che non rispetta le risoluzioni dell'ONU, insomma, tutte queste cose, no, sono persino secondarie. E adesso ci arriviamo ai coloni, alla Cisgiordania. Dicevo, la guerra di fatto mantiene in vita politicamente Netanyahu, questo è innegabile, no? Ma che la guerra, questa, i missili in Siria, senza alcun senso, l'invasione del Libano, per spezzare le gambe e le reni a Hezbollah, garantiscano la sopravvivenza politica di Bibi Netanyahu, non lo dicono i palestinesi, né noi altri giornalisti, né i titolisti del manifesto. Lo dice il capo dello Shin Bet, cioè finché è stato capo dello Shin Bet, poi naturalmente Netanyahu l'ha cacciato, Ronen Bar. Lo Shin Bet è l'agenzia di intelligence interna, e il Mossad è l'agenzia di intelligence estera, un po' come la CIA e l'FBI negli Stati Uniti. Il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, che diciamo non ha proprio il profilo del filo palestinese, no? Solo negli ultimi mesi ha scritto 2 lettere aperte che, quando avete tempo, datevele a ripescare su Haaretz, e anche negli altri quotidiani israeliani, non necessariamente, diciamo, il quotidiano progressista e di sinistra. E qui sostanzialmente Ronen Bar dice: in piena guerra, quindi dopo la strage di Hamas, con gli ostaggi ancora dentro la striscia di Gaza, fermi tutti, perché il vero pericolo per la sicurezza interna, ciò di cui lui si occupava essendo a capo dello Shin Bet, non sono i gruppi armati, non sono solo i gruppi armati palestinesi, ma è il terrorismo nostro interno, cioè i gruppi armati dei coloni, i coloni che non vengono sanzionati, la gioventù dei giovani dall'Hilltop Youth, i giovani delle colline, delle cime delle colline, che sono questi gruppi di giovanissimi che credono in una modalità ritorsiva contro i palestinesi che si chiama price tag, cioè se un palestinese attacca un colono, il price che i palestinesi devono pagare è l'annessione della loro terra. Quindi succede un incidente, un attentato, un attacco da parte di un palestinese a un colono individuale, l'obiettivo della risposta dei coloni sulla comunità d'appartenenza dei palestinesi o quella vicina è il price tag, cioè devi pagare il prezzo. Qual è il prezzo? La terra. Tu attacchi un israeliano che vive in un insediamento vicino al tuo villaggio e io ti prendo il villaggio. E quindi Ronen Bar qualche mese fa scrive una lettera dicendo: questo fenomeno sta andando un po' fuori controllo, cioè i ragazzini israeliani prendono le taniche di benzina, vanno a dare fuoco ai villaggi, uccidono i civili, i soldati chiudono arbitrariamente i checkpoint, rendendo di fatto impossibile la mobilità per 3,5 milioni di palestinesi della Cisgiordania occupata. Nell'ultimo anno e mezzo il governo Netanyahu, nella figura di 2 loschi ministri che sono Smotrich e Ben Gvir, ha favorito l'annessione
di una quantità di territorio palestinese che è cumulativamente maggiore nell'ultimo anno e mezzo a quella annessa nei 12 anni precedenti. Questo sta succedendo, diciamo, carte alla mano, dunam alla mano, acro dopo acro, metro quadrato per metro quadrato, sotto ai nostri occhi. Avete sentito qualche ministro europeo alzarsi e fare le barricate contro il terrorismo interno israeliano? No, ma in Israele qualcuno ci ha provato e non è stato tacciato di antisemitismo, come succede a noi se diciamo che il governo Netanyahu è un governo criminale, perché lo è. Gliel'ha scritto il capo dei servizi di sicurezza interni, che quando dopo il 2 marzo Netanyahu ha rotto il cessate il fuoco perché non ce n'aveva voglia mezza di passare alla fase 2 dei negoziati con Hamas e ha ricominciato a bombardare come se non ci fosse un domani la striscia di Gaza, Ronen Bar e tutta una serie di figure, persino nei vertici dell'esercito, hanno detto, beh, forse, visto che ci sono ancora gli ostaggi dentro e che quelli su cui ci eravamo messi d'accordo nella prima fase del cessate il fuoco sono tornati a casa, chi vivo, chi morto, forse proprio rompere il cessate il fuoco non è stata una brillantissima idea. E che ha fatto Netanyahu? Ha cacciato Ronen Bar. Questo diciamo solo per dare un esempio del dibattito che c'è anche internamente allo Stato di Israele, di cui a noi no? Non lo raccontiamo, ci sembra una cosa monolitica. E Haaretz, che è un quotidiano israeliano che fa dei titoli che supera a sinistra il Manifesto, ma anche il Times of Israel, ma anche Yediot Aharonot, che è, come dire, un giornale più conservatore, un quotidiano più conservatore, più diffuso in Israele, ha un dibattito interno che è ma infinitamente più vivo e più vivace di questo bianco-nero a sganassoni a cui siamo abituati noi, per cui ogni mezza critica che fai a un bombardamento su un quartiere residenziale, ai bambini amputati senza anestesia o al governo Netanyahu, oppure se ti mostri indignato perché semplicemente il diritto umanitario internazionale non viene rispettato, ti dicono che sei antisemita. Io non mi sento antisemita, mi sento una giornalista che di fronte a questi numeri e a questa carneficina si vuole sentire libera di dire che Netanyahu è un criminale. Ci sono dei giovani, lo racconti nel tuo libro, pacifisti israeliani che ad esempio cominciano a dire no alla leva obbligatoria. Per loro la vita non è semplice. Io volevo chiederti se potevi spiegare cos'è la detenzione amministrativa. Allora, dunque, come premessa c'è da dire che nello Stato di Israele la leva è obbligatoria per 2 anni e mezzo, 3 per tutti i ragazzi e ragazze. Diciamo, questo è molto coerente col fatto che l'esercito israeliano sembra una sottigliezza semantica e lessicale, ma non lo è, che le forze armate israeliane si chiamano IDF, Israel Defense Forces, cioè forze di difesa israeliane, non esercito, forze di difesa. Evidentemente se tu inserisci la parola difesa, presupponi che qualcuno ti attacchi costantemente e che tu debba costantemente essere in una posizione di difesa. E questo, diciamo, crea uno strato culturale, oltre che fattuale, nell'organizzazione dell'esercito. Quindi in uno stato in cui tutti crescono sapendo che a un certo punto faranno i soldati nella loro vita, tutti, fare l'obiettore di coscienza non è una passeggiata di salute, non lo era prima del 7 ottobre
dopo il 7 ottobre diventa sinonimo di uno stigma sociale che fa sì che i ragazzi che coraggiosamente dicono bah, io a lanciare bombe sui quartieri residenziali non ci vado, vengano definiti amici di Hamas. Dunque ci sono sempre stati due modi storicamente per evitare la leva in Israele. Uno è essere studenti della Torah e l'altro è fare in modo di avere un certificato che stabilisca che si hanno dei problemi psichiatrici. Cosa che però ha dei costi sociali, perché le persone che in qualche modo disertano gli obblighi militari in uno Stato militarizzato non hanno accesso alla accettazione sociale che invece tutti gli altri ricevono. Quindi diciamo è una scelta che comunque ha un costo. Per chi invece decide di essere obiettore di coscienza apertamente, lo stigma sociale è cosa certa. Lo era un pochino anche prima, adesso lo è in maniera molto, molto prepotente. E dunque esistono diciamo due tipi, perlomeno da me osservati in quest'anno e mezzo, di obiettori. Giovanissimi e giovanissime che alla vigilia del loro 18° anno di età dicono mi vado ad autodenunciare, perché tanto sanno che se non si presentano nell'unità a cui sono stati assegnati comunque saranno destinati al carcere militare. E quindi ci sono quelli che si presentano anche come forma di protesta, di conflitto pubblico di fronte al tribunale, al carcere militare e dicono mi consegno. E ci sono quelli che hanno fatto il militare, sono stati assegnati a Gaza, sono tornati da Gaza e hanno detto non più, non in mio nome, io lì non ci torno, io quest'ordine non lo eseguo. Ragazzi e ragazze che hanno ricevuto l'ordine di bruciare delle case di civili senza alcuna ragione militare per bruciare quelle case, di lanciare missili in zone che non erano state designate come delle zone di combattimento e che hanno detto io non lo faccio. Sono tornati indietro e sono andati al carcere militare. Questo per quello che riguarda la parte degli obiettori. Di nuovo, sono statisticamente rilevanti? Purtroppo no, però esistono e quindi è sano, è giusto, speriamo costruttivo dare loro voce. Il numero dei ragazzi, dei soldati che hanno disertato e non sono tornati nelle unità a cui erano stati assegnati a Gaza ha toccato i 130, che voi direte è niente in assoluto, è un numero significativo in un paese che è militarizzato. Cos'è la detenzione amministrativa per i palestinesi? Allora, nei territori palestinesi occupati i palestinesi non vengono giudicati dalla giustizia civile, ma dalla giustizia militare israeliana. Una parte, questo ricordiamocelo quando pensiamo che Israele è una democrazia, una parte consistente delle detenzioni, non dopo il 7 ottobre, prima, dopo vabbè, ma prima del 7 ottobre, funziona in detenzione amministrativa. Che significa? Significa che il capo dell'unità, di un'unità dell'esercito israeliano,
dice ai suoi giovani soldati: andate questo indirizzo XY al campo di Balata o a Hebron o ovunque sia, nei territori palestinesi occupati, e arrestate quella persona in detenzione amministrativa. Che significa? Significa che le forze armate non devono dare spiegazione sul perché queste persone vengono arrestate. Queste persone possono non avere accesso ad una forma di tutela legale. Questa detenzione amministrativa, senza che il detenuto, quando è fortunato con legale, quando è sfortunato senza, è una specie di X-Files. Tu sei un pericolo per la sicurezza di Israele, ma non ti è dato sapere perché. Questa detenzione amministrativa può essere rinnovata senza troppi spiegazioni, di 6 mesi in 6 mesi fino al raggiungimento di 2 anni. Attualmente in detenzione amministrativa nelle carceri israeliane ci sono 356 ragazzini che hanno meno di 14 anni. Fate voi se questi sono i parametri di una democrazia. A questo punto, Francesca, coinvolgerei i ragazzi dell'Isis Casagrande. Voglio spiegare, insomma, abbiamo voluto coinvolgere, ringrazio la dirigente, il corpo docente, un gruppo di una ventina di studentesse e di studenti che hanno letto il tuo libro, il tuo ultimo libro, che hanno studiato, che si sono confrontati, hanno discusso i temi di cui abbiamo parlato questa sera. Sono i ragazzi che sono qui in sala, una rappresentanza insomma del liceo scientifico, del liceo di scienze applicate e di scienze umane, che ringrazio, e ringrazio anche le docenti, la professoressa Lazzari ed Adalt, mille grazie. 3 di loro hanno una domanda a testa da rivolgerti. Allora, dove sono? Dovrebbero essere lì davanti. Potete dare un microfono a... Eccolo qua, che arriva. Approfitto anche per ringraziare il nostro gruppo di tecnici che sono al lavoro. Grazie Ivo. Eccoci. Buonasera, intanto grazie mille. Ti chiami? Maria. Ecco Maria. Noi volevamo chiederle appunto, rispetto all'idea di giornalista che poteva avere in mente quando si è appassionata al lavoro o a quella che potrebbe avere un ragazzo che sta scegliendo la sua stessa strada, come pensa che i numerosi viaggi e esperienze da lei vissuti abbiano cambiato la percezione che aveva del suo lavoro di giornalista? Ha dovuto fare qualche compromesso riguardo ai contenuti dei suoi articoli o alla trasparenza di questi? Grazie Maria della domanda. Parto dalla fine. No, no, mai. Non credo perché sono stata particolarmente fortunata, ma io credo che questa professione sia tutt'altro che morta. E quelli che la raccontano come una professione morta sono, per la mia esperienza, che quindi non fa statistica perché è la mia, di solito quelli che stanno molto comodi su delle poltrone da cui si dovrebbero alzare perché sono in età da pensione e che fanno sì che questo nostro paese ci renda giovani a 45 anni, tipo me, basta, e ci renda troppo giovani per fare le cose che disegnano e descrivono le guerre da casa loro sotto le luci degli studi televisivi. E non so se è perché sono stata fortunata o se perché poi nelle redazioni
in fondo ci sono persone più attente di quelle che pensiamo, ma un buon pezzo è sempre un buon pezzo, una storia è sempre una storia. Possiamo discutere su un titolo e non si finisce mai di discutere nelle redazioni sui titoli o le interpretazioni delle storie, ma quello che vedi sul campo, se ti fidi dell'occhio di chi guarda, è inappellabile. Se tu sei onesto col tuo lettore e dici questo è quello che ho visto e queste sono le condizioni in cui l'ho visto, cioè ho potuto vedere fino a qui. E la nostra professione non dice mai che noi raccontiamo la verità la sa, per chi ci crede la sa Gesù Cristo, se no il cielo. Noi raccontiamo quello che vediamo nel perimetro che abbiamo di fronte agli occhi. Ci chiede di essere onesti sulla verità fattuale, cioè quella che ci si presenta davanti, non sulla verità assoluta che lasciamo alla teologia. Quindi per chi racconta sul campo, gli unici compromessi da fare sono quelli con la propria coscienza, cioè quanto mi avvicino a una persona che soffre e quanto è giusto che io chieda delle cose a una madre che ha perso il figlio o a un ragazzino di 12 anni che non c'ha più una gamba e che con un certo strazio si ricorda come gliel'hanno tagliata su un tavolo da cucina senza anestesia. Dovremmo essere molti più cronisti e molti meno opinionisti. Questa è l'unica cosa che mi auguro per il futuro della professione. Ecco. Buonasera. A fronte anche della recente notizia dell'incarcerazione di Cecilia Sala, l'incarcerazione per una giornalista è una cosa probabile a cui è molto possibile andare incontro. Questa ipotesi la frena mai dall'intraprendere un nuovo viaggio? Allora, salutiamo Cecilia con un applauso. Cecilia Sala è il classico esempio di come ci si prepara prima di fare un viaggio, cioè chiedere i permessi giornalistici per andare a lavorare in un paese molto complesso come l'Iran, in un momento molto complesso delle relazioni internazionali in cui l'Iran ha solo nemici, in cui lavorare sul campo è complicato, in cui sai che vai a lavorare sul campo con un minder, cioè ecco, diciamo con un delegato della Repubblica Islamica che ti segue e sa quello che fai. Quindi diciamo, lei è partita avendo tutti i permessi necessari, sapendo che aveva grosso modo un calendario di cose che avrebbe voluto fare, non era una improvvisata perché non era la sua prima volta in Iran, è un paese che conosce bene e che si è trovata ad essere oggetto di una ritorsione politica, non di una punizione giornalistica. Ma qualora pure fosse stata, diciamo, una punizione per i contenuti giornalistici che lei ha diffuso e continua a diffondere, può succedere? Sì, può succedere anche per eventi sciocchi che sono determinati non dalle regole, non dall'alta politica, ma dall'umore banalmente di un soldato a un posto di blocco che nonostante tu abbia tutti i permessi che ti sono stati richiesti da uno Stato più o meno democratico, decide che tu in quel momento non devi filmare e ti strappa la telecamera dalle mani e ti dice tu adesso vieni con me, dove? Non lo so, per quanto non si sa. A me è successo, tu telefoni in Libia, tu telefoni all'ambasciata italiana a Tripoli che incidentalmente vedi perché è veramente molto vicina e quindi chiami e dici io vi vedo, potreste cortesemente venire, altrimenti alternativamente che ci sta a fare una delegazione diplomatica se non ad aiutare dei cittadini
quando hanno un problema non possiamo venire, chiami l'unità di crisi alla Farnesina e ti dicono non saprei, quello è un miliziano di una brigata, chi lo sa, e quindi te la cavi come il mestiere ti insegna, cioè parli, spieghi, cancelli le schede, ti fai aiutare dalle persone locali che conosci a mediare con l'umore di una brigata e poi dopo 8 ore e mezza ci finisci a giocare a biliardino nella sede della brigata, se va molto bene. Ma i rischi che corriamo noi sono niente, aneddotica pura rispetto al dramma che vivono le persone che raccontiamo, e soprattutto noi lo possiamo scegliere e loro no. Quindi questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché come dire, il nostro è un rischio calcolato e comunque molto basso e comunque scelto, e la scelta fa tutta la differenza del mondo. Grazie. Buonasera. Ecco, un'ultima domanda. Durante i suoi viaggi in Israele, parlando con i ragazzi sia israeliani che palestinesi, le sembra per caso che i giovani, che sono il futuro della società, siano aperti alla tolleranza e abbiano la volontà di superare le differenze per arrivare ad una convivenza pacifica? No. No e sempre meno. Mi piacerebbe che le storie che ascolto da alcuni amici carissimi che ho, sia israeliani che palestinesi, fossero la maggioranza delle storie che raccogliamo. Alcune di queste storie sono incredibilmente edificanti fino alla commozione, soprattutto dopo il 7 ottobre, da una parte e dall'altra. Ma sono scollate dalla dimensione quotidiana di quel pezzo di territorio, in cui se c'era una flebile, quasi spenta, fiammella di speranza, di convivenza, adesso non c'è più, e questa cosa la dobbiamo guardare in faccia con una certa, diciamo, con un certo realismo. Poi ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a seminare il lessico della convivenza, perché è quello in cui dobbiamo credere, il lessico della pace e il lessico delle possibilità, perché è quello in cui vogliamo credere e che vogliamo insegnare ai nostri figli, ma glielo vogliamo insegnare vivendo qua. È un po' più facile. E io penso che quando usiamo le parole pace, negoziato, cessate il fuoco, diritto all'autodifesa, eccetera, e le dobbiamo applicare nel posto in cui queste parole vivono, nel posto che queste parole abitano, che non è questo nostro posto col privilegio della pace, che nessuno di noi qua dentro ha conquistato. Ce l'hanno lasciata. Ce l'ha lasciata qualcuno che ha combattuto per farcela vivere per 80 anni. Dunque, sono sempre meno i palestinesi che parlano ebraico e praticamente nessun israeliano parla arabo. Ci sono un pochino più di palestinesi che parlano ebraico per una ragione molto semplice, che devono lavorare per loro, e quindi gioco forza, diciamo, è una lingua che devi imparare, come in tutte le relazioni tra potenze occupate e potenze coloniali, tra paesi, diciamo, popoli occupati e potenze coloniali. Non si conoscono, non si vedono. Cioè, un ragazzo della tua età, israeliano, può vivere tutta la sua vita
senza vedere mai come vive un suo coetaneo palestinese in una comunità nei territori occupati, che tu dirai, vabbè, ma se questa constatazione tu la sposti in un territorio che è geograficamente piccolissimo, fa sì che a me venga da dire una cosa che non penso su nessun altro conflitto al mondo che ho visto, e cioè se non lo vedi non lo capisci. E è veramente difficile spiegare come si possa fare sì che da una parte di una collina ci sia un insediamento, e un insediamento significa che ci sono dei coloni, cioè delle persone che sono in un pezzo di territorio che non è il loro, perché lo dice il diritto internazionale, che dunque lo occupano illegalmente, perché quella terra per la legge appartiene ad altre persone, che la occupano, creano delle comunità in cui non manca niente. Ci sono le scuole, i centri commerciali, i recinti, le telecamere, le piscine, i ristoranti, persino delle università in alcuni degli insediamenti più grandi, ci vivono ministri, e dall'altra parte della collina, qui le persone si possono, come dire, intuire, ci sono delle comunità di beduini o di palestinesi, non i campi dove ci sono i gruppi armati, comunità di pastori a cui è stata staccata l'acqua, a cui vengono avvelenati i pozzi dove devono bere gli animali, qui i bambini vengono molestati mentre vanno a scuola. Questo. E un ragazzino e una ragazzina israeliani, siccome come potenza occupante fanno anche le strade che sovrastano le comunità palestinesi, le chiamano, le organizzazioni dei diritti umanitari le chiamano le strade della segregazione, perché gli israeliani ci passano e le costruiscono apposta affinché non ci passino i palestinesi e affinché gli israeliani possano non vederli i palestinesi. Questo sempre alla voce democrazia, diciamo. E quindi sono ottimista? No, sono disperata. Come dovremmo esserlo tutti. Dall'8 ottobre del 2023 c'è quasi 1 milione di ragazzini sotto i 16 anni che non va a scuola. Diciamo, dimentichiamo il fatto che possono morire sotto le bombe mentre noi stiamo qua comodamente seduti. Ma quelli che sopravvivono non vanno a scuola, non hanno più una casa dove stare, hanno visto morire genitori, cugini, fratelli, amichetti, saltare, hanno tirato fuori i pezzi di gambe dalle macerie, le organizzazioni umanitarie hanno inventato per la striscia di Gaza in questi mesi un acronimo che non c'era prima nel lessico burocratico delle organizzazioni umanitarie, che non sono bambini orfani o minori non accompagnati, che sono categorie che esistono già, sono minori a cui non è rimasto nessuno. Sono rimasti loro gli unici membri della loro famiglia e che quindi devono essere affidati a uno sconosciuto che si prende cura di loro perché tutto il resto della famiglia è morto. A Rafah, perché stanno spingendo tutti verso sud, no? Gaza Nord ormai è praticamente, oltre ad essere in macerie, è praticamente occupata, poi in mezzo c'è il corridoio Netzarim che divide la striscia di Gaza nord e sud, che è sotto occupazione militare israeliana. A Rafah, che è il confine con l'Egitto, prima della guerra ci vivevano 300.000 persone, adesso ce ne sono 1.400.000. Il passaggio successivo qual è, secondo voi? Che tornano a casa loro? Che peraltro non c'è più? No, che verranno spinti verso l'Egitto, che è il programma della prima ora, mandarli in Sinai e rioccupare la striscia di Gaza. Questa cosa qua si chiama pulizia etnica, cioè non è che c'è un altro modo per dirlo, è invitare all'evacuazione verso sud per poi fargli scavallare il confine con l'Egitto, e dunque si chiama pulizia etnica, cioè prendere un popolo che prima abitava un pezzo di terra perché lo diceva la legge e perché peraltro è il loro storicamente, e dire voi qui dentro non ci state più. Non lo so, cioè, come la vogliamo chiamare? Riviera Gaza? No? Però casa mia si chiama pulizia etnica.
Vorrei tantissimo sbagliarmi, cioè fermo restando che se la storia mi smentisce io vengo qua, chiedo scusa, andiamo tutti a bere, offro io, vorrei tantissimo sbagliarmi. E anche noi. E grazie ai ragazzi della Casa Grande, grazie mille per il lavoro che avete fatto, grazie ai vostri docenti. Francesca, l'ultima domanda, hai in programma un nuovo viaggio e verso dove? Se ci restituiscono il passaporto che è a Ginevra dovrei andare in Chad al confine col Sudan il 27 aprile. Scavallo la liberazione, festeggio qui e poi vado al confine col Sudan, di cui oggi ricordiamo purtroppo il secondo anniversario dall'inizio della guerra in Sudan. Altra guerra dimenticata. Francesca Mannocchi, Grazie. 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 Grazie per essere stata qui. Grazie per le tue parole e la tua testimonianza. Grazie mille a tutte e a tutti. Grazie Adriana. Ti lascio godere di questo applauso, meritatissimo. Giuseppe Collatuzzo, consigliere del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, eccolo qua, è uno dei nostri sostenitori. Do un attimo il microfono per 2 parole e poi c'è un omaggio enoico, naturalmente. Prego. Beh, io innanzitutto sono onorato di essere a fianco a una grande giornalista come lei e quindi insomma mi sento molto piccolo di fronte alla sua eccellenza nel giornalismo. Noi quindi di fronte a un'eccellenza del giornalismo noi le diamo un'eccellenza del nostro territorio che è il Conegliano Valdobbiadene e il Prosecco Superiore. Grazie per la sua presenza, grazie per la sua testimonianza. Grazie. Non lo so. Io intanto approfitto. Ok, ci va. Eccolo qua. Approfitto per ringraziare tutti voi per essere stati qui, così numerosi, e per averci seguito. Naturalmente un grazie di cuore a Francesca Mannocchi che è stata qui con noi questa sera. E permettetevi anche di ringraziare chi ha reso possibile questa serata, quindi l'amministrazione comunale, l'assessore SEC, e poi un grazie di cuore a Paolo, Sergio, Giuseppe, Ivo, Demetrio, le signore della biblioteca, Verdiana, Rocco e Annalisa. Grazie a tutti, noi se volete ci vediamo il 28 di questo mese, lunedì, con Franco Baresi. Pieve Incontra. Grazie, buona serata. Per i firmacopie ci mettiamo qui.